Prende sempre più forma la nuova condotta idrica che collegherà i due principali distretti irrigui del comprensorio di bonifica Veneto orientale, quello in destra Livenza e quello in sinistra Livenza. Si tratta di un'infrastruttura strategica costituita da una tubazione del diametro di 2 metri, pensata per consentire una gestione più efficiente e condivisa della risorsa idrica. Ieri mattina amministratori del territorio, rappresentanti del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di Ambi Veneto e l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini hanno effettuato un sopralluogo tecnico alla centrale irrigua di Albano, nel comune di Motta di Livenza e ai cantieri del primo lotto dei lavori. Quest'opera infrastrutturale che ci servirà per collegare tutti i canali e i fiumi che scendono nel nostro comprensorio nella parte nord. È un'opera molto importante, ma garantisce la distribuzione della risorsa idrica e l'equilibrio delle acque all'interno dei nostri fiumi, che con il cambio climatico in atto diventerà una questione molto importante nei prossimi anni. Questa opera, che è molto innovativa, è una condotta che passerà tutta sottoterra e quindi a livello di impatto ambientale è praticamente nullo. L'opera, realizzata a circa 8 metri di profondità mediante tubazioni in calcestruzzo, si sviluppa per 3,4 km tra la centrale irrigua di Albano e il cantiere Fosson secondario. Il tracciato attraversa il territorio di Motta di Livenza e prevede il sottopasso sia del fiume Livenza sia del canale Malgher. Il mondo dei consorzi di bonifica fa questo: irrigazione, difesa idraulica, ma anche ambiente, perché proprio grazie a queste opere, grazie alla straordinaria capacità di distribuzione dell'acqua, riusciamo a rendere il territorio veneto più bello, più salubre, ma anche accessibile dal punto di vista turistico. Una volta completato, il collegamento consentirà di aumentare la capacità del sistema irriguo di far fronte ai periodi di siccità e agli eventi climatici estremi, riducendo le perdite d'acqua e garantendo l'approvvigionamento idrico alle coltivazioni di pregio certificate DOP e IGP. L'intervento, del valore complessivo di 20 milioni di euro, è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La Regione è qui presente oggi per sottolineare il valore di questo grande intervento che vede coinvolto il Consorzio di Bonifica di questa parte del Veneto, il Veneto orientale, ma che vede anche la Regione e il Ministero. Vengono impiegate delle risorse per andare a realizzare un'opera che diventa fondamentale in questo territorio, espressione di grande capacità da un punto di vista tecnico, da un punto di vista ingegneristico e della gestione delle acque.